Marcia altrissi in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Due squadre che si sono affrontate nello scorso campionato di C1. La prima, quella in casa, ha vinto il campionato, la seconda, dopo una cavalcata straordinaria, ha ottenuto il pass per la terza serie nazionale attraverso la vittoria della Coppa Italia. Una partita tutta da seguire tra due squadre che hanno avuto inizi di campionato leggermente diversi tra loro, alla fine soltanto 2 punti di distacco dopo le prime 3 giornate, ma sicuramente partita molto viva, molto divertente, tutta da gustare. Le due squadre intanto si schierano per il minuto di raccoglimento ordinato per le vittime del disastro in Toscana, minuto al quale ovviamente ci uniremo anche noi. Minuto di silenzio ordinato nelle ore precedenti all'inizio del weekend sportivo italiano, proprio per ricordare le vittime del maltempo che si sta profilando e verificando in queste ore in Toscana, che si sta osservando in tutti i campi di calcio e di futsal nazionali e regionali. Vedremo anche se in altre discipline, ma difficilmente resteranno indifferenti anche le altre specialità sportive, ma intanto torniamo a concentrarci sulla gara, con il primo pallone che verrà mosso dal Mistral Carini, che schiera Peppe Gio tra i pali, Capitan Giangrande a completare il quintetto con la rosa, con Murò e con Cascino, tutti protagonisti tra l'altro della prima storica vittoria del Mistral, quella ottenuta 2 settimane fa contro l'Arcobaleno Ispica. Primo giro dato al pallone, dunque inizia Mistral Carini, Marsala Futsal col tentativo subito di Murò sul fondo. Intanto qualche problema col crono probabilmente, anche se in realtà sembra essere partito il cronometro. Piccolo conciliabolo tra il primo arbitro e la cronometrista, la signorina Arcoleo. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara. Con l'angolo battuto da Patti, conclusione ribattuta questa volta con Tendero, uno dei protagonisti della grande stagione del Marsala. Sembra tutto ok adesso. Gira palla la squadra
allenata da Giacalone, ex della partita. Qui Muro lascia scorrere. La rimessa per il Mistral, battuta La Rosa. Muro, Giangrande, suo il primo gol storico del Mistral Carini in casa in Serie B. Ancora Muro, La Rosa. La Rosa, tutto chiuso per il momento, allora Cascino. Muro, la palla gestita da Muro che viene stoppato nella conclusione da Alessandro Patti, poi Tendero fermato. Partita che va interrotta, piccolo problema per Muro. Gioco che riprenderà a breve. Arbitro fischia la ripresa del gioco, tiro ribattuto, poi arriva Giangrande, La Rosa, Muro decide di calciare lontano. Qui il pressing che non riesce al Mistral, conclusione di Barcellona, ribattuta. Poi cercata qui la corsa da parte di Patti, fermato, Muro, guarda la porta! L'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. Si sblocca dunque la partita del palazzetto dello Sportecino Genova con il vantaggio firmato da il solito Nino Cascino. Cerca il giro palla adesso il Marsala per provare a risalire la china a Tendero, qui non riesce a farla passare, allora ancora Cascino, guarda dentro, cercato l'assist per Muro che invece gli diceva tira, tira, e alla fine la palla respinta da Gabriele Barcellona. La Rosa, Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Pallone subito a servire Barcellona, prova a passare ancora Barcellona, serie di movimenti sullo stretto, poi conclusione che si perde fuori. Barcellona alla ribalta nazionale dopo ottime stagioni, prima in quello che allora era il Resuttana San Lorenzo, poi è diventato Atletica Palermo, poi è andato al CUS Palermo a giocarsi le sue carte. Ora la sfida Marsala futsal per lui. Tanto c'è un fallo laterale già giocato dal Mistral. Muro, la virata su Tendero, ancora Muro, si trascina il pallone fuori. Fallo laterale per la squadra biancorossa con Cascino e con Giangrande. La Rosa, Giangrande cerca di liberarsi il capitano del Mistral, passaggio deviato da Tendero, poi arriva Cascino con ottima scelta di tempo, ancora prova a difendere il pallone, arriva Peppe Giglio che gioca subito su Muro, la scucchiaiata per Cascino, chiuso molto bene da Alessandro Patti, palla che esce, Patti che deve sistemare i calzettoni, in realtà deve togliere la banda bianca attorno ai calzettoni. Scelta particolare questa, considerando che è praticamente impossibile che il direttore di gara confonda i calzettoni delle due squadre, visto che il Mistral li ha rossi e c'era questa banda bianca
sui calzettoni di Alessandro Patti. Intanto fallo laterale per il Mistral con 3 minuti e 24 giocati nel primo tempo, già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo. Qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora Pepe Giglio a dire di no, calcio d'angolo. Andiamo a vedere dall'angolo, Patti, scambio con Barcellona, poi fuori a Tendero, Barcellona, Tendero, serie di finte, respinto il suo tiro, poi Giangrande arriva, Giangrande all'1 contro 1 con Pierro, Giangrande se la porta sul destro, respinge Pierro e poi la tocca per ultimo il capitano del Mistral. Tendero cerca la traccia per Patti, Giglio urla mia e di fatto stoppa il tentativo del 25. Muro cerca il lancio, chiude Patti, rimessa. Giangrande, La Rosa cerca di passare, il rimpallo lo favorisce perché comunque rimessa per il suo Mistral. Muro, serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi La Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. 4,5 nel primo tempo, raddoppia la squadra di Toti La Bianca con la rete ancora di Muro e Cascino in gol contro l'Arcobaleno Ispica nella prima gara interna, in gol anche oggi. Qui intanto fallo di Cascino, il primo fallo della partita. Poi il direttore di gara che chiama a sé La Rosa. Dicevo, primo fallo della partita dopo 4 minuti e 52 secondi. Mentre coach La Bianca chiama a sé Jesus Dopico. Tendero, palla per Patti che gira su Pierro. Barcellona, spalla alla porta contro Giangrande, prova a girarsi, la perde, poi la ritrova. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, la botta improvvisa di Tendero, poi La Rosa guadagna, fallo laterale. Cascino, Muro, finta il tiro, poi bravo Patti a opporsi e a costringerlo a trascinarsi la palla fuori. Dicevo di Barcellona, vincitore l'anno scorso con la Sicilia del titolo Under 19 del trofeo delle regioni, torneo delle regioni. Intanto fallo di Patti fischiato dal secondo arbitro. Un fallo a testa dopo 5 minuti e 40 di gioco. Intanto Barcellona in pressing su Muro. Giglio va a lungo, Cascino prova a farla scorrere ancora Patti, bravissimo. Patti, uno dei componenti della vecchia guardia, nonostante sia molto giovane. Tendero prova ad andare, incrocia col sinistro, poi prova a vincere il rimpallo, lo chiude La Rosa, poi Barcellona chiude Capitan Giangrande, palla in angolo.
anzi è fallo laterale per il Marsala. Tendero cerca la botta, deviazione e calcio d'angolo. Indicazioni sempre molto gentili, quasi nei toni, da parte di Vincenzo Giacalone. Dall'altra parte Toti La Bianca, tarantolato letteralmente. Giacalone presente sulla panchina del Mistral Carini l'anno scorso, della cavalcata trionfale che ha portato alla vittoria del titolo in C1 dopo una bellissima sfida contro il Mazzara di coach Enzo Bruno. Qui intanto la palla per Dopico, appena entrato in campo cerca di lottare, guadagna fallo laterale. Dopico che ha preso il posto di Cascino. Ora batte la rimessa su Giangrande, ancora Dopico, Giangrande, La Rosa, ancora Giangrande, nuovamente La Rosa, prova a passare, La Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora La Rosa, passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a Dopico, dall'altra parte Tendero, non riesce a passare, infatti si rifugia da Taormina, molto bravo a opporsi a Muro che è andato ad un passo dalla doppietta. Poi pallone messo in fallo laterale, Pierro, Barcellona in qualche modo Arpiona non subisce fallo secondo i due arbitri e allora salvo Muro per La Rosa, ancora Muro, Giangrande, La Rosa muove rapidamente palla, il Mistral, poi Pierro ferma Giangrande senza fallo, conclusione di Pierro in due tempi. Giglio che gioca subito, La Rosa di testa Patti, poi La Rosa per proteggere ma non trova più la palla. Barcellona prova a passare, Patti quasi a disturbarlo, La Rosa prova a partire, ancora Barcellona su di lui, fallo di Barcellona sulla Rosa, secondo fallo commesso dal Marsala Futsal a 12 minuti e 9 secondi dalla fine. Primo tempo, va detto, fin qui abbastanza scorrevole, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, pochi spezzettamenti. Questo è il terzo fallo, d'accordo, ma veramente una delle primissime interruzioni di tutta la gara. Rimessa intanto Marsala con Tendero, grande protagonista, ci è voluto qualche giorno prima che il team lilibetano riuscisse a ottenere la conferma del suo stoccatore principale nella scorsa stagione, conferma che è arrivata a furor di popolo, quella di Jorge Tendero. Intanto Patti fermato da Aleandro La Rosa, fallo laterale, per il momento non si muove nulla sulla panca del Marsala, con Pierro che gestisce su Tendero. Patti, Tendero cerca la palla ancora per Patti, spalla alla porta, scarica su Barcellona che liscia il controllo e allora ancora Barcellona servito da Taormina. Pierro in avanti su Patti che la controlla quasi con la faccia, la mette fuori per non rischiare Muro. (11:10 da giocare in questo primo tempo. Tendero col blocco di Pierro, Patti, Tendero, tocco per Barcellona, ancora Pierro, poi l'anticipo secco di La Rosa che ha visto l'azione in anticipo, tocco per Muro, costretto a inseguire palla, la mette comunque dentro col ginocchio. Taormina non bello e soprattutto non efficace il portiere, e allora è angolo per il Mistral Carini. Dopico cerca di liberarsi Muro che gioca da terra in qualche modo Taormina. Tendero dall'altra parte prova ad accelerare, La Rosa lo chiude, poi sterzata su Barcellona, ancora La Rosa, Giangrande, Dopico, scivolata di Patti. Ottima giocata qui in difesa da parte di Alessandro Patti. Giangrande, La Rosa cerca sempre di
abbreviare i tempi della giocata. Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, stoppato, ma questa è una giocata da highlight puro di Aleandro La Rosa, giocatore di ben altra categoria. Qui intanto La Rosa ancora se la sposta sul destro, calcia, in realtà era una palla dentro, stoppata da Pierro, ma se e quando La Rosa si accende diventa un problema per tutti. Qui la palla a cercare Muro, serie di finte contropatti, decide di ricominciare, poi scambia con Giangrande, è arrivato Pico, mentre inizia a muoversi Palazzotto sulla panchina del Mistral. Do Pico passa, poi in qualche modo la gioca, ma la gioca male su Giangrande. Barcellona, Do Pico con la scivolata, ancora prova a passare in mezzo a due, se la trascina lui fuori per ultimo. Fallo laterale, chiede maggiore focus coach La Bianca, chiede calma ai suoi. 9:39 da giocare. Pierro, Barcellona contro Giangrande, poi tocco a Patti, ora Tendero. Barcellona, spalla alla porta, raddoppiato e fermato, poi nuovamente il giovane palermitano che cerca di liberarsi, se la porta fuori, è rimessa per il Mistral, mentre debutta in partita Foderà, va fuori Patti, un marsalese per un altro, un perno delle ultime stagioni del Marsala per un altro. Do Pico, Giangrande, lungolinea per Muro, chiuso da Pierro, tra l'altro Patti, così come Foderà, l'anno scorso anche protagonisti della Final Four di Coppa Italia Under 19, almeno per il versante regionale, tra l'altro Final Four ospitata proprio a Marsala, vinta dal Villaurea, in cui tutti questi giocatori che abbiamo menzionato hanno fatto la loro ottima figura, arrivando intanto tra le prime 4 di Sicilia, che non è scontato, mentre entra De Bartoli nel Marsala, è uscito anche Barcellona, rimangono Pierro e Tendero. D'altra parte è entrato solamente Do Pico al posto di Cascino. Tendero, punta Do Pico, Pierro, lungolinea, capito in anticipo da Giangrande, poi scivolata di Foderà, si scontrano in tre, chiuso poi Foderà, Giangrande, la palla per La Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro. Tanto c'è a terra Foderà, c'è anche un po' di tensione tra le due panchine. Si è rialzato Foderà, si riprende a giocare. 8:20 prima della sirena di metà gara. Ricordo 2-0, come potete vedere anche in sovraimpressione, per il Mistral, gol di Cascino e Muro. Tendero per la corsa di De Bartoli, esce Giglio, poi La Rosa contro Tendero, ancora La Rosa, Giangrande bene per Muro che la tiene in qualche modo, Muro in mezzo a due prova a passare, lo chiudono, poi La Rosa in anticipo, Foderà protegge il pallone, l'appoggia a Pierro, Foderà di prima, De Bartoli, la suolata per Tendero, conclusione sporca dello spagnolo, palla fuori.
La Rosa, fermato da De Bartoli, rimessa poi per il numero 27 in maglia blu. Tendero dentro, poi cerca di nuovo la giocata, la palla esce dall'altra parte, entra Palazzotto, esce Muro. Quindi fuori gli autori dei 2 gol, mentre Dopico gioca su Giglio, scambio perfetto tra i due, Dopico poi non la riesce a leggere e allora Pierro, chiuso subito da Palazzotto. Dopico non riesce a uscire il Mistral, che infatti perde palla, poi la ritrova ancora Palazzotto, con la perde ancora, alla fine Dopico in fallo laterale. De Bartoli cerca di girarsi, in qualche modo lo fa, poi ancora spalla alla porta, si gira di nuovo, va giù, senza fallo, rimessa per il Mistral, chiede calma e chiama time out. Toti La Bianca, 6,57, 2-0 per i suoi. Termina il minuto di sospensione chiesto da Toti La Bianca, 6,57 da giocare. Il parziale vede il Mistral Carini avanti di 2 gol e si riprende con la rimessa. La Rosa, palla per Dopico, la spinta di Foderà, il fallo, il terzo commesso dal Marsala. Tanto le indicazioni di La Bianca per il suo capitano nella gestione del possesso palla. Punizione che Dopico sicuramente giocherà per i compagni, nello specifico alla Rosa, che prova ad andare in 1 contro 1 con Tendero, poi Palazzotto, la palla passa, arriva Taormina, Foderà, Pierro, Tendero ancora per il 22, mentre prepara il rientro di Cascino Toti La Bianca. Vede una squadra poco pericolosa evidentemente negli ultimi metri, mentre Tendero contro la Rosa, Pierro, palla per Foderà mentre scappa in avanti Tendero, De Bartoli, Tendero per l'inserimento di De Bartoli, esce Giglio, Giangrande, lungolinea, intercettato, Foderà guarda la porta, incespica, poi prova a ripartire Palazzotto che vince il rimpallo, poi Dopico con la scivolata di Foderà, giallo per lui. E quarto fallo commesso dal Mazzara. (5:49 da giocare), 4-1 il conto dei falli. La Rosa, Dopico, Giangrande, La Rosa può avanzare
taglia il campione orizzontale, poi trova lo spazio per andare, Pierro lo ferma, poi De Bartoli in uscita, palla al piede, De Bartoli fermato da Giangrande che lo costringe a tornare indietro, ancora De Bartoli, Pierro per Fodera, nuovamente Pierro, Tendero, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Fodera, Tendero con la conclusione respinta da Giglio in angolo. L'angolo per Fodera, a scavalcare Tendero, conclusione alta, mentre entra Pellegrino nel Marsala. La Rosa proprio davanti al nuovo entrato che gli sporca il passaggio, angolo per il Mistral Carini, ultimi 5 minuti già in corso. Do Pico, conclusione di battuta, ed è anche la sua ultima giocata prima di lasciare il posto a Nino Cascino. La Rosa, serie di finte, Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina e palla fuori. È rimasto in piedi Taormina, tanto gli è bastato sulla bomba di Nino Cascino, e la rimessa per Palazzotto che va a lungo, Cascino la tiene la prima, la tiene la seconda, ma calcia direttamente sull'esterno, torna Patti nel Marsala, va fuori Pierro. Solo Tendero non ha ancora conosciuto la via della panchina in questo quarto d'ora abbondante di primo tempo. De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. C'è da sistemare la porta, la riallinea Giglio, d'altronde la porta è sua, deve gestirla lui. Tendero ribatte Cascino, poi rimessa per il Marsala con 4 minuti da giocare nel primo tempo. Patti, l'anticipo di Cascino, poi Tendero gliela ruba, ancora Tendero, se la sposta al destro, viene fermato, poi la Rosa, Tendero, conclusione Giglio. Qui Giglio si prende l'ammonizione, però ha ragione nelle proteste perché c'era la Rosa fermo, impossibilitato a giocare, l'arbitro ha fatto riprendere il gioco, Tendero non si era accorto, in ogni caso si riparte dal calcio d'angolo. L'angolo che verrà battuto da De Bartoli, solito schema per favorire Tendero da ultimo uomo, poi De Bartoli la perde, Cascino si gira, poi cerca l'assist, viene chiuso dallo stesso De Bartoli. Muro accelera, Muro sul fondo, mette la palla, non trova né la porta né Cascino a secondo, arrivato forse con il passo lungo Salvo Muro. E allora Tendero per Patti, palla a scavalcare Giglio, Cascino, controllo, le mani di Pellegrino sulla sua schiena e allora Giangrande
Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore per il Mistral. E anche il quinto fallo, giusto per dire, oltre il danno la beffa per il Marsala Futsal. Dal dischetto va Dopico che è entrato apposta per calciare. (2:58 alla fine del primo tempo). Dopico la palla del 3-0 sul suo sinistro. Solita ordinaria amministrazione dell'arbitro in queste situazioni, tutti fuori dalla mezzaluna e poi il fischio. Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini. Si scrolla di dosso un po' di pressione, del resto il giocatore è arrivato tra tante aspettative. Jesus Dopico, arriva anche la prima marcatura stagionale per l'ex giocatore del Mazzara e adesso la montagna da scalare è alta e ripida per il Marsala. Qui bravo De Bartoli sul Palazzotto, arriva il fallo del 27 sull'altro 27, secondo fischio contro il Mistral a 2 minuti e mezzo dalla fine. De Bartoli, palla per Pellegrino, poi Tendero, ancora Pellegrino fermato da Giangrande che poi vince anche il duello con Tendero. Patti, ancora Giangrande che va anche su Pellegrino, guadagna la rimessa, grande giocata di Filippo Giangrande. Giangrande, palla per Cascino che porta a spasso palle avversari, scambia con Muro, Cascino fronteggia Pellegrino che lo ferma, poi Muro, serie di finte, scucchiaiata su Giangrande, Giangrande prova a passare su De Bartoli che però è rapidissimo sul breve e guadagna il fallo laterale. Pellegrino, Patti, Pellegrino, Tendero atteso da Palazzotto, poi sbaglia il passaggio. (99 secondi alla fine del primo tempo). Cascino la riceve, spalla alla porta, si gira Cascino, resiste ad una carica, poi Tendero lo ferma e prova a far ripartire i suoi, chiude Muro, rimessa per il Marsala. Tendero, De Bartoli, ancora Tendero, ancora De Bartoli che la tiene in campo, pressato, riesce a girarsi. Pellegrino su Tendero, ancora De Bartoli, torna dal suo numero 19 che prova a puntare Giangrande. Patti cerca la palla di ritorno, era rimasto sui blocchi che su Tendero in questo caso. Muro non passa in mezzo a due, rimessa Marsala a 57 secondi dall'intervallo di metà gara. Tendero, Pellegrino, ancora Tendero che scucchiaia su De Bartoli, è entrato Gianbanco che la fa scorrere. Tanto torna Barcellona in questo finale di primo tempo. Muro, Palazzotto praticamente dalla linea di fondo, costretto a spazzare ed è rimessa per il
Marsala a 36 secondi dalla fine. Barcellona, Pellegrino, Tendero, blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti. Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio. Tendero, ultimi 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia, ancora Pepe Giglio. Sta tenendo la porta chiusa l'ex portiere del Villaurea, qui la chiusura di Gianbanco, 7 secondi, con Patti in possesso, cercato Tendero che calcia, respinge addirittura Barcellona, poi altro tiro deviato, sarà angolo a 2 secondi alla fine. Tendero finta, ma suona la sirena, finisce il primo tempo. Mister Carini 3, Marsala Futsal 0, i gol di Cascino subito, poi Murò per il raddoppio, infine il tiro di rigore di Jesus Dopico. Marsala che ci sta provando, sta combattendo, per il momento non riesce a scardinare la doppia mandata messa da Giglio sulla porta del Carini. Intanto facciamo un giretto sui campi targati sportivi, ritorniamo per il secondo tempo qui dal palazzetto Ciro Genova. San Vito Lo Capo e Parma, l'andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana è iniziata adesso. Parmonval contro San Vito Lo Capo, lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcia a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito. Inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida, sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza, Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male, Rosone va all'1 contro 1, Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui, il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti, erroraccio da parte di Marino e allora il tiro di Bonaventura, la palla è uscita, tenta correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca allo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma
per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio, poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone, che aveva fatto il 3-0, ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca, ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta, ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi che comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parmonval l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sui 100 minuti, c'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che Torniamo dal palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini, secondo tempo di Mistral Carini Marsala Futsal. C'è da sistemare il tabellone. Tanto vi ricordo 3-0 come vedete in grafica, con le reti messe a segno da Nino Cascino, da Salvo Murò e da Jesus Dopico su rigore. E si riprende con il secondo tempo qui dal Ciro Genova di Carini, con il Mistral che schiera sempre Giglio tra i pali, poi Giangrande, Gianbanco, Cascino e Murò. Dall'altra parte in porta sempre Tormina, poi Pierro, Patti, Barcellona e il solito Tendero. Patti. Pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona chiuso, calcia!
sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Tra l'altro intervallo durato veramente poco, forse neanche 10 minuti di riposo per le due squadre. Poi, anzi forse anche meno in realtà, circa 8 minuti di riposo per le due squadre. Partita iniziata 3/4 d'ora fa e già è iniziato il secondo tempo. Patti incespica un po' sulla palla, poi Barcellona, Tendero al blocco Barcellona, Tendero invece va dall'altra parte, smanaccia in angolo Giglio, è stato grande protagonista del primo tempo il portiere ex Villaurea. Tra l'altro a proposito di Villaurea, la bellissima notizia nelle scorse ore per uno dei giovani di maggiore talento del futsal siciliano, però sia Paolo Scalavino, che dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore della L84 di Torino, squadra detentrice della Coppa Italia, allenata da un grande coach come Alfredo Paniccia. Dunque si allarga, intanto Giambanco fermato, ancora Giambanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori con Patti che era rimasto a terra nella foga dei contrasti, dei duelli, dicevo, di Scalavino, che l'anno prossimo giocherà con l'L84 in Serie A. Si allunga l'elenco di giovani giocatori di futsal palermitani che ormai spopolano a livello nazionale grazie alla crescita di tutto il movimento. Ci viene in mente Anthony Sgro, che è diventato una delle punte di diamante della nazionale, ma anche Antonino Fuschi, che da questa stagione gioca nella Roma Calcio a 5 in Serie A2, senza dimenticare tanti altri giocatori come ad esempio Thomas La Barbera, per dirne uno, ma anche ragazzi che in questo momento sono sul parquet come lo stesso Barcellona, mentre intanto Giangrande finta la conclusione, incespica sulla palla Fodera, Pierro conclusione, in qualche modo Giglio, poi Giambanco, Cascino guarda la porta, Pierro gli concede l'esterno, poi fallo di Pierro, primo fischio del secondo tempo dopo 2 minuti e 3 secondi, fallo commesso da Pierro ai danni dell'autore del primo gol della gara. Muro, palla per Giangrande, conclusione ribattuta, rimessa per il Mistral. La batte Giambanco, tocco per Giangrande, poi Muro cerca di farla filtrare, sarà rimessa ancora per la squadra di Toti La Bianca, che continua a essere tarantolato davanti alla sua panchina. Muro accelera, rischia di perdere, alla fine Foderà per un attimo gliela porta via, ancora Muro, fallo di Foderà. Secondo fallo in 2 minuti e mezzo di secondo tempo per il Marsala, poi la perde Cascino. Tendero cerca Barcellona, lo trova ma non arriva, la palla arpionata. Gioco che si ferma.
si può riprendere. Giangrande, Gianbanco scavalca su Cascino che protegge contro Pierro. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato del pivot, sì. Poi attenzione dall'altra parte a Barcellona. Muro, Cascino contro Foderà, ancora Cascino la tiene, viene raddoppiato, poi Foderà si lascia andare, Barcellona gliela porta via Cascino, poi Muro prova a passare, ci riesce, Gianbanco guarda la porta, dall'altra parte c'è Cascino, gran palla, Cascino si chiude tutto, poi calcia Taormina in due tempi. Qui bravo Gianbanco con l'apertura panoramica da destra a sinistra, ha perso forse l'attimo Cascino per calciare subito. Pierro, Barcellona, la suolata per Foderà che la insegue, la allontana Giangrande. Pierro per Tendero, Barcellona, la suolata toccata da Giangrande, rimessa per il Marsala. Qui la conclusione di Foderà, strozzata direttamente sul fondo, intanto fuori Foderà, dentro De Bartoli, Dopico prova a passare, in qualche modo De Bartoli gliela porta via e allora Barcellona, doppia deviazione, palla in fallo laterale. Pierro, palla per Tendero, la gioca con la sola Tendero, poi calcia, palla deviata, angolo. Conclusione di Pierro, toccata da Cascino, tanto si scalda Vito Pizzo nel Marsala, capitano di 1000 battaglie in maglia blu. Barcellona, suolata per Pierro, Tendero, Barcellona, chiuso da Muro, rimessa Marsala. Pierro, spalla alla porta Barcellona, prova a girarsi, triplicato addirittura Barcellona in qualche modo, poi Cascino, De Bartoli, Dopico, tocca per ultimo. E allora Pierro dalle retrovie, occhio alla palla per Pierro, troppo lunga. Muro, tocco per Giangrande, ancora Muro, Cascino con spazio, Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico, sinistro, deviato! E la deviazione da parte di De Bartoli, decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0. Sfortunato De Bartoli, la palla finisce sulla sua testa e poi in fondo al sacco. Poker per il Mistral Carini, quasi 5 i minuti giocati. Allunga la squadra di La Bianca. Pierro, Barcellona. Pierro scavalca, gran giocata questa per Tendero che allunga la falcata e allunga la scivolata Dopico per negare il gol a Barcellona. Grande giocata difensiva di Jesus Dopico che poi la gioca dall'altra parte, c'è forse un fallo di mano? Sì. Giallo intanto per De Bartoli per proteste, con l'arbitro che ha fatto chiari cenni, se protesti ancora ti mando fuori.
terzo fallo del Marsala in 5 minuti e 20 secondi. Qui recupera palla De Bartoli, il tocco per Barcellona, Giangrande la salva, la mette in angolo, battuto già all'angolo, Tendero la blocca Giglio. Dopico, il lancio troppo lungo. Tanto scocca, o sta per scoccare, l'ora di Vito Pizzo per il Marsala. Qui Muro su Barcellona che in qualche modo la tiene. Tendero, sterza, calcia con deviazione, calcio d'angolo. È l'esultanza di Dopico. De Bartoli alla battuta dell'angolo, Tendero se la porta sul destro, chiude Cascino, ancora Tendero, Giglio, poi Dopico, calcia lontano. Qui c'è stato anche uno scambio di batticinque tra Tendero e Giglio, evidentemente ammissione della bomber del Marsala che sta letteralmente sbattendo sul muro stasera. Barcellona, eccolo Tendero, blocco di Barcellona e tiro, respinge Muro, poi in qualche modo esce il Mistral con Dopico, Cascino la deve tenere in campo, Pierro lo chiude e gliela porta via. Poi Barcellona, evita Dopico, non evita Giangrande che la mette in fallo laterale, non è di questo avviso il capitano del Mistral, ma la decisione è presa. Tanto Foderà prepara la maglia verde e mi sa che prepara il power play il Marsala. Manca ancora tanto, 13 minuti 19 secondi. Cascino, sinistro! Sopra la traversa, Nino Cascino lo stava per rifare brutto. Dall'altra parte Tendero, chiuso da Muro. È rientrato Palazzotto nel Mistral e va subito a rubare palla a Barcellona che però da terra è scivolata, bravissimo, sempre molto attento Gabriele Barcellona. Tendero, Barcellona finge di bloccare Tendero e poi riceve. Barcellona, bella apertura per Tendero che calcia, ribatte ancora, salvo Muro. Spalla alla porta De Bartoli, prova a girarsi, lo chiudono in due, ancora quasi Barcellona ostacolare, ancora De Bartoli si gira, calcia, la parata di Giglio che rimette subito per Muro. Muro, sterza, De Bartoli. Dopico, contro Tendero, palla per Muro che sterza, De Bartoli forse commette fallo, poi Dopico calcia respinto e alla fine Giangrande sono belli da vedere questi duelli perché comunque ci si scontra, ci si può anche far fallo ma alla fine ci si dà la mano, a differenza di quanto accaduto per esempio oggi pomeriggio in un altro campo da noi purtroppo ripreso. Barcellona costretta a indietreggiare da Giangrande, prova a girarsi, ci riesce in qualche modo ma la perde. Palazzotto cerca l'assist per Dopico, murato da Pierro. Tanto 11 minuti 48 secondi da giocare. Muro, Dopico cerca di sterzare ancora De Bartoli che sul primo passo non si può saltare. Poi Palazzotto, scontro con Barcellona, si gioca, Giangrande dall'altra parte, 2 contro 1, Giangrande, palla per Dopico, la respinta di Taormina a negare il 5-0. Poi Dopico sbaglia ancora, Muro, il dribbling, chiude Pierro.
è rimasto a terra Pierro, si sono scontrati lui e Muro stava calciando, Pierro lo ha chiuso in fallo laterale, c'è stato uno scontro, ne approfitta per un mini time out quasi coach La Bianca. Si dovrebbe ripartire da una rimessa per il Mistral. Pierro intanto si rialza, sicuramente non la migliore situazione per entrare per Vito Pizzo, ovvero sostituire un compagno infortunato alla mano sinistra, subito fasciata dal medico del Marsala. Tanto si è ripresa a giocare, come potete vedere. Muro, scodella per Giangrande che non può arrivare, la prende urlando di lasciare Taormina. Ecco Pizzo, De Bartoli, palla per Tendero, Tendero prova a sgasare, mette dentro, qui Patti non è riuscito ad arrivare e allora è rimessa per il Mistral. Giangrande scucchiaia perfettamente per Dopico, poi non arriva Palazzotto. Giangrande con l'uscita in anticipo, palla per Muro, l'arpiona Taormina, poi Giglio, grande uscita, è rimasto a terra Giangrande intanto. Si rialza il capitano del Mistral, riprende la sua posizione. Qui intanto Pizzo prova a prendere di sorpresa Giglio, non ci riesce. Giocatore che ha soluzioni balistiche di grande livello, Vito Pizzo, se ne è accorta praticamente tutta la C1 da quando ha iniziato a giocare, a indossare non solo la maglia del Marsala ma anche la fascia di capitano. Qui Pizzo a recuperare, tra l'altro Pizzo che nella scorsa stagione, quasi a coronamento di un'annata eccezionale sul campo, ha anche approfittato di una delle partite giocate in casa per fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. Patti, sinistro, palla fuori. Giglio, lungo su Dopico, c'è il liscio di Patti, Dopico dentro! E la rete del 5-0 del Mistral Carini, la firma Palazzotto. Qui l'errore di Patti fondamentale, bravo a farsi trovare pronto Mike Palazzotto, e time out chiesto da coach Giacalone.
Termina il minuto di sospensione chiesto da Giacalone. Riprende la partita. Per il momento no, non rinuncia, stavo dicendo rinuncia, ma in realtà no, al power play Giacalone. Sicuramente sul punteggio di 5-0 non è il massimo della vita, però ci vuole provare. Barcellona, palla giocata ora da Tendero, cerca la giocata in avanti su Patti, non la trova. Palla intanto calciata. Taormina, colpo di testa di Muro, poi arriva Patti, contatto con Palazzotto, si gioca Pierro che si è ripreso, questa è una buona notizia sicuramente per Giacalone. Tendero, Pierro, palla per Patti, Tendero, Pierro, palla per Barcellona che si gira, Patti per Tendero, serie di finte ancora Tendero, palla in avanti intercettata, poi alla meglio il Mistral, Muro se la allunga troppo, alla meglio allora dall'altra parte il Marsala, 4 contro 2, conclusione deviata, palla in angolo sul tentativo di Patti. Pierro, Fodera, Tendero, scambiano i due, poi la palla recuperata da Muro, Fodera a sua volta scippa, poi Barcellona se la porta fuori. Palazzotto, scambio con Giangrande, poi tocco di Barcellona, rimessa Mistral, Do Pico la stoppa male. Ancora power play per il Marsala, 7 minuti 45 secondi. Tendero, Pierro per Barcellona, ora Patti, costretto a sfogare fuori su Pierro, Tendero, Patti, Pierro, Patti, ancora Pierro, Tendero, non collassa la difesa, poi Barcellona, tiro deviato, arriva Fodera, pallone che rimane lì e alla fine Barcellona con deviazione trova la prima rete in questa partita nel Marsala che si porta sul 5-1. Riprende il gioco con 7 minuti qui, gran giocata di Cascino, blocca Taormina, poi Patti prova a passare, non ce la fa. Ultimi 7 in corso qui al Ciro Genova di Carini, Muro non riesce a passare, ce la fa invece Tendero, Muro prova a opporsi, guadagna rimessa. Partita maiuscola di Muro al di là del gol. Cascino respinge Taormina. Fodera, torna il power play in casa Marsala. Tendero,
Foderà scambia con Pierro, poi Barcellona. Patti sull'angolo, chiude Giangrande. Rimessa su Foderà, Pierro. Tendero. Pierro. Ancora Jesus Tendero. Dall'altra parte Barcellona, la sensazione del gol. Foderà! Palla alta, se lo divora qui Foderà, che torna in panchina. Poi ha già recuperato il Marsala, la chiama Giglio. Muro cerca di passare, Giangrande. Dopico non riesce a servire compagni, poi Muro controllo che non riesce, poi Barcellona per poco non gli frana addosso. (5:50) sul cronometro. E Tendero che porta sul pallone per il Marsala. Patti, Tendero, Pierro cerca Barcellona, fermato, poi serie di trattenute. La rimessa è per il Mistral Carini. 5:33 da giocare. Giangrande prova a lanciare, viene intercettato. Tendero, poi ancora Giangrande, rimessa Marsala. Tendero, la porta su, Foderà, Tendero, Foderà, Patti, ancora Pierro, costretto a ricominciare da capo quasi il Marsala. Tendero, ultimi 5 in corso. Foderà, Pierro, Tendero, Tendero, palla per Patti, Patti alla conclusione, deviata da Giangrande, angolo. Tanto Giacalone ha richiamato Pizzo che a breve tornerà in campo. Dall'altra parte si scalda Palazzotto, ma per il momento non è l'ora dei cambi. Patti, Tendero, palla dentro, in qualche modo Giglio, poi Patti la controlla, calcia e la palla passa in qualche modo ed è buona per Alessandro Patti, accorcia ulteriormente le distanze del Marsala sul 5:2. Momento di sbandamento della Mistral Carini, ne sta approfittando il Marsala che col power play sta ottenendo dei risultati molto interessanti. Qui la pressione di Muro con la porta vuota, Muro palla dentro, Cascino! 6:2, qui un'ingenuità del Marsala, regala a Nino Cascino il gol. E allora 4:15, non è successo praticamente nulla, visto che ha segnato il Marsala, ha segnato di nuovo il Mistral, di nuovo 4 lunghezze, Cascino la recupera, ancora Cascino, solata su Pizzo, gran giocata! Cascino! Non ci sono più parole per lui, l'ha segnato a porta vuota, per carità, ma lo scippo e la solata di Nino Cascino valgono, qualora ci fosse, il prezzo del biglietto. Palazzotto col recupero riesce in qualche modo a giocarla, c'era il fallo di Barcellona, il quarto commesso dal
Marsala, 3:52 dalla fine. Giangrande per Cascino, Palazzotto, Giangrande, colpito duro da Patti, l'arbitro fischia, anche perché è il quinto fallo, probabilmente ha fischiato per questo, ma cambia poco perché poteva starci il cumulativo visto che Cascino era di nuovo lanciato in porta. Fatto sta che a 3:42 e in bonus il Marsala. C'è la punizione per il Mistral. La rincorsa da parte di Murò che guarda la porta! Non perfetto Taormina. 8 è il numero di Murò. 8 anche i gol del Mistral Carini che vola sull'ottovolante. 8-2. Qui la pressione di Cascino, 3:33 da giocare, partita quasi consegnata agli archivi, ma occhio ai tentativi di rientro che in questo sport sono continui, sono frequenti e sono imprevedibili. Pizzo cerca il tiro, ribatte Cascino, 1 contro 1 tra i numeri 9, alla meglio quello del Marsala. E Cascino alla battuta. Palazzotto e mezza 2. Palazzotto bravissimo qui Taormina. Poi ancora attacco vivo. Barcellona respinto. Qui intanto Cascino fermato. Barcellona. Barcellona può avanzare, fermato da Cascino col fallo. Primo fallo speso dal Mistral a 3:03. Si va a sedere Cascino, la battuta di Pizzo sul fondo. Tre minuti da giocare. Giglio va da Giambanco che aggancia la palla, poi poco campo per controllarla. E allora riparte il Marsala. Tender la porta su. Patti, scambio con Tendero non perfetto, Palazzotto prova a pressare, ancora Tendero, lungolinea, Barcellona la difende contro Giangrande, ennesimo duello tra i due, palla per Tendero, Giglio che poi calcia via il pallone, che bravo Giglio anche oggi, ma del resto fallo di Palazzotto, secondo fallo. Secondo fischio contro la squadra di La Bianca.
C'è la punizione per Tendero, il tiro, Giglio. La battuta su Barcellona. Tendero. Patti, l'intervento di Palazzotto, grande giocata ancora. Muro, guarda la porta! Ancora! Muro! E sono 9 per il Mistral, che allunga ancora con l'ennesima grande giocata di Muro. 9-2 il parziale, a 2:13 dalla fine. Pizzo, ultimi 2 minuti in arrivo. Qui sbaglia ancora il servizio per Pizzo, fallo su Palazzotto ed è tiro libero. Qui Pizzo un po' di frustrazione in questo fallo. E va ancora a calciare Muro. Uno e 57 alla fine. Rincorsa di Muro molto lunga, fischia l'arbitro. Muro! Un bacino al palo e palla dentro ancora. Un pazzesco salvo Muro. Tanto cambi. Amplia le rotazioni con l'ingresso di Paolo Cusimano. Coach La Bianca, spazio per tutti a 1:48 dalla fine. Classe 2006, numero 23 sulle spalle. Inizia per lui questa avventura nel futsal a livello nazionale. Qui intanto Tendero fermato, poi allontana Palazzotto. Pizzo finta il tiro, lo insegue Giambanco che gliela sporca, poi rimessa per il Marsala a 90 secondi alla fine. Spalla alla porta, Barcellona si gira, pallone stoppato, dovrebbe essere rimessa. Pallone giocato, poi Giambanco quasi lo arpiona. E comunque rimessa. Pizzo. Tendero. Polveri un po' bagnate oggi per lo spagnolo. Intanto la giocata per il numero 18 Valenti, appena entrato in campo. Intanto Pizzo cerca prima di muoversi spalla alla porta, poi di scaricarla. Time out a 58 secondi e 6 decimi da parte di Toti La Bianca. Termina il minuto di sospensione chiesto da Toti La Bianca, un minuto di sospensione particolare, considerando quanto manca e considerando il divario tra le squadre. C'è spazio anche per Vincenzo Megna, maglia numero 4, subito intervento per lui e rimessa guadagnata.
Sicuramente ho visto ingressi in campo peggiori. Eccolo Megna, prova a passare su Tendero, si prende questa licenza. Il classe 2005. Dall'altra parte spazio anche per Emiliano, maglia numero 6. Oltre che per Valenti, come ho detto anche prima. Qui male Palazzotto, Valenti, dribbla Giglio, finisce per terra, vuole rigore. Non c'è rigore. C'è comunque angolo, Pizzo, Tendero, fino alla fine in campo che su Tendero. Calcia col destro, palla alta con l'esterno, ha cercato di prendere in controtempo Giglio. 21 secondi e 7 decimi alla fine ormai, ben poco da segnalare, sbaglia Giglio. Forse è il primo errore della sua partita, sbaglia d'altra parte anche Taormina. Dal fondo Giglio, Megna, scucchiaia, il controllo di Emiliano, Pizzo, Tendero, sterza, lo ferma Palazzotto, poi Megna per Giambanco, la sterzata, Giambanco ancora, Giambanco calcia, respinto, ma finisce qui. Il mister Alcarini vince, anzi stravince contro il Marsala Futsal, finisce 10-2 e terza vittoria consecutiva per la squadra guidata da coach Toti La Bianca. E allora, ribadendo il parziale che in realtà è finale, mister Alcarini 10, Marsala Futsal 2. Da Francesco Cammuca, da tutta la redazione di Sportissimo, un saluto e un ringraziamento.